un ponte di liane alto 40 metri, va bene? Sotto una palude che faceva schifo, marrone, piena zeppa di baracuda, caimani, coccodrilli, piranhas, tutto, anaconde. Sottolineo, l'anaconda è un animale che c'ha una capoccia grossa così. E il regista chiama attore americano, va bene? Arriva, monta sul ponte, dice oddio mi gira la testa, via se ne va. Dice chiamata la controfigura inglese, arriva la controfigura inglese, dice oddio mi viene i brividi e se ne va. Vede il regista che sbianca, disperato. Che fa? Dice aiutatemi, qualcuno ci si deve buttare. Io mo guardo, gli ho detto, no ma va, batti il giacca, va. Mi butto dentro, premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco, immediatamente entro un congelatinoso mi sento che mi pia il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, amoro. Respiravo con una cannuccia di bambù, no? Come il protagonista dei Piranha. Signori, e i taffini che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era. Hai capito?